aspetta che continuo a descriverti la strada. Allora, sei sopra una collina, vedi a sinistra, la strada non è particolarmente ripida, se prendi, cioè l'ho presa un po' giusta, la tra virgolette rincorsa, sono salito in terza, hai capito? Adesso sono in quarta, rimetto la terza, quindi niente di che. Ci sono dei tratti dove c'è scritto che non c'è il guardrail, ma non è esposto e la strada è larga, cioè larga così come la vedi. Se passa la macchina non devi fermarti, cioè ci passate, a meno che lui non sia abete forte, hai capito? Quindi basta, quindi niente, devo raccontarti la strada com'era, perché se ti descrivo un'area camper sarà essenziale dirti anche la strada nelle prossimità per arrivarci, no? Premetto un'altra cosa, nel caso tu arrivi, sei stanco eccetera, metti che trovi pieno o che magari fai un ritrovo con degli amici, trovi pieno eccetera, c'è un cimitero nelle vicinanze che ha un parcheggio enorme su sterrato, quindi sì, sai che se non trovi da una parte, se non trovi nell'area camper vai nel parcheggio del cimitero, insomma. Allora qua in terza, vedi strada larga, passato il furgone, ci siamo passati tranquillamente, attenzione uscita autocarri, guardati i panorami adesso un po' a destra, guarda che bello, queste collinette così, te pare essa fia tipo in Tuscany, attento adesso che fa sua curva e vedi meglio, attento, aspetta, allora vedi, quindi se ti porti via la bici o l'e-bike, nel caso di chi come me non ha voglia di faticare e sgrondarsi di sudore, è un bel posto da farsi le giratine. Spero tanto che non sia pieno, però dici cioè ad agosto col caldo che fa cosa va a fare la gente in collina, dici? Di qua bisogna segnalare. Hai il museo della civiltà contadina, quindi potrebbe essere interessante se magari te me arrivi da Sicilia, da Puglia, perché insomma ci sono tradizioni, costumi diversi dai vostri, no? Ci sono stati, e quindi può essere interessante, così come è interessante quando io vengo in Puglia e vedo le masserie, i trulli e quelle cosine là, hai capito? L'area camper dovrebbe essere qui, ecco qua, guarda che c'è scritto area camper, qua, adesso curiamoci un po' l'entrata, piano, sarà questa, e vai, non c'è nessuno, benissimo, e dicono che c'è la corrente. Non so dov'è la corrente, adesso vediamo un attimo, sarà sta colonnina qua, boom, adesso ti smonti e te vieni con me. A parte che se non ci dovesse essere io sono capace anche di chiedere, perché è usanza, è corretto, io quando segnalo le cose che non funzionano nelle aree camper i comuni mi ringraziano, hai capito? Mi ringraziano e successivamente sistemano il tutto. Ecco qua la corrente. Però allora comune, io ringrazio tantissimo per l'area camper gratuita, ricambierò, andrò a mangiare, ho già visto il pub, pizzeria dove andare a mangiare. Però scusa un attimo, se qua c'è lo scarico fatto a regola d'arte, perché chi fa uno scarico così con la griglia semplice e grande, che entri da una parte esci dall'altra, probabilmente avrà anche un nome, ma ho preferito descriverlo, è un genio, è un grande, è veramente uno che probabilmente ha avuto camper, ok? Quindi non si discute. Ma a corrente, cioè, come, dove si mettono i camper? Cioè che vuole un cavo tipo lungo 200 metri? Guarda qua l'acqua che ti dicevo che sgronda giù, vedi? L'acqua dal clima. Allora io credo che mi metterò così e provo a vedere se mi ci arriva il cavo, se no faccio altra retro, anche altra solution. Mamma mia fioi, che fax pazzesco. Ha un piccolo difetto sta area camper, nel senso che internet non va, prende a volte per miracolo no, Wind, sì, si appoggia su celle Wind, ma è, cos'è che ho io? Very Mobile, mentre l'HO Mobile che si appoggia su celle Vodafone, quella proprio non funziona, ma non tanto l'internet, anche proprio il telefono, e quindi sì, è un po' difficoltoso per me, a parte che vabbè, cioè, è fine settimana, quindi effettivamente anche se non rispondo al telefono e non lavoro, non è chi se ne zava, va bene, facciamo così. Per quasi strano sentire queste robe, ma io adoro il mio lavoro, cioè mi diverte, mi rilassa, cioè ovvio che non voglio fare solo quello, voglio anche andare via in bici, voglio vedere le cose, fare passeggiate,
però sì, mi piace, come magari a te piace starla su Facebook, sui social o guardarti la televisione. Io non ho la TV, io non ho i social, sì, so che YouTube, ok, ma quindi non stranirti quando dico che a me piace veramente il mio lavoro, se mi piace, mi diverto, cioè come una roba, come andare a fare un divertimento, so che c'è poschei. Ecco, manco funziona, vabbè, proviamo l'altra. No, non funziona. Porco zio, mi sono messo qua per il piffero. Vabbè, mi carico acqua e vedo. Porco can. Però no, aspetta. No, non è che funziona. Non è che non funziona. Mi avevano... Che scemo, che mona. Col nuovo alimentatore non passa per la centralina questa di Pulmin, che è una centralina particolare, che cioè, non serve che passi di qua, ok, l'alimentatore, e pertanto sto caricando, Tasi, va che guarda, 19,7 e sta andando il clima, dai, perfetto, perfetto. Adesso ti faccio vedere come mi sono messo, cosa succede, nel senso questa è la visuale, quindi io lavorerò guardando il verde e l'ombra, perfetto. Peccato non potersi aprire il tendalino, perché se apro il tendalino la gente non va più a scaricare. Ok, non ci sono alimentari, vabbè, ho una biretta in frigo e soprattutto il ristorante pub, perché dico sempre, ogni volta mi carico come un musso, quando invece potrei provare delle cose, dei posti locali, insomma, ecco, magari non farlo sempre, ma succede che nella vita, almeno la mia, tu lavori, la maggior parte dei tuoi soldi, ok, glieli dai allo Stato, però quello che avanza, quelle briciole che lo Stato ti lascia, ti servono per sopravvivere, ma se sei bravo a lavorare ne hai anche di più di quelle che ti servono solo per sopravvivere. E allora perché buttarle via con l'inflazione, che sarebbe un po' come l'andar di male, lo svanire nell'aria, hai capito? E allora quelle bricioline, non dico di finirle tutte, però insomma, la vita si è fatta per sbeccotare, traduzione in italiano, la vita è fatta per piluccare, per mangiare, insomma, anche. Una nota dolente di questo posto, adesso siamo i primi di agosto, ci sono un disastro di mosche, qua gli MP, zanzare, vespe, i calabroni, quei lastrani brutti, quei nuovi che ho appena inventato, sa? E ringraziando il cielo, anzi no, ringraziando il fatto che lavoro, risparmio, mi metto i soldi, ci penso sulle cose, decido di prendere un climatizzatore e lo faccio installare. È la verità, ragazzi, manco fufa. E non è un problema, perché chiudo tutto e mi attacco il clima. Ah, guarda qua, mamma mia che spuzza nera, fioi. Significa che poi la pizza la possono fare anche da asporto. Domani sera ti porto a vedere il locale, che passa a trovarmi il brugin. Oh, guarda che bene, il Castellaro sul colle, è un castello, Pariana accesa. Ok, andiamo a visitarlo. Villa del Ferro, se è quella palladiana l'avevo già messa tra le cose da fare, forse no, quindi anche quella da fare. Il borgo di Campolongo, bellissimo. Adesso mi segno tutte queste robe da vedere. Guarda qua, e anche 2 tavole da picnic, di cui una completamente all'ombra. In più hai anche i cavallini se te serve. Il barbecue, cosa gli hanno buttato? Manici di scopa. Mamma mia che bestie che sono le persone. Un altro rubinetto, un altro cestino. Ah sì, aspetta che ti faccio le classiche viste a 360 gradi. Partiamo dal barbecue, ci giriamo, lì c'è l'area picnic, lì c'è il campere di Singano, ti vedi? Occhio, mi giro piano. Questo è ciò che ti circonderà. Collinette. C'ho più cose a fare in autunno, secondo me, perché ci sono tanti percorsetti da fare, però insomma sotto il sole così ad agosto non è proprio il massimo. Però se parliamo proprio di agosto, tieni conto che almeno dove ho il camperio lì si è in ombra, vedi che è sotto gli alberi, e in più c'è la corrente, quindi lascia stare il discorso del clima. Sai che se ti metti sotto all'ombra i pannelli non caricano, ok? Però tu dici, vabbè, che me ne frega, io mi metto all'ombra, ma mi attacco alla corrente, quindi anche se non caricano i pannelli, vabbè, dai, mi par corretto. Cioè, questa è l'ordinanza del sindaco che dice, in sostanza, te la stringo al massimo, guarda,
vi diamo a voi turisti itineranti gratuitamente stare a camper per 48 ore. Basta che non piantate tende, noi tendalini, le tende, non si fanno accampamenti, cose del genere, non si fanno feste private, giustamente feste private nel senso che vieti agli altri camperisti di passaggio l'utilizzo, e soprattutto parla tanto delle auto, della serie, insomma, ho capito, già i camper fanno fatica a parcheggiare, gli diamo sta fortuna dell'area camper, se parcheggiano, stringi, se ci parcheggiano delle auto, avvisare che vengono qui, gli danno la multa, li mandano via. Queste sono le lenti sportissime del telefono, perché il camper ho capito che può parcheggiare dove vuole, non tra virgolette disturba eccetera, però appunto il tra virgolette ci sono tanti posti in cui il camper Pareto non che sta, ma non che sta in tutti i sensi, nel senso che poi blocca la circolazione, quindi è stata creata un'area camper, soprattutto in questi paesini, sai, dove il parcheggio magari è un po' più complesso, non andiamo a rubarla ai camperisti, perché tu con la macchina puoi parcheggiare tranquillamente in altri posti e il camperista no. Ecco, sì, se questo magari può essere utile, magari a qualche comune che sta guardando i miei video, perché io dico dobbiamo fare un'area camper, aspetta che guardiamo un po' come devono essere fatte. Un piccolo dettaglio, allora intanto il carico e scarico, ripeto, va benissimo, però non mettiamolo al centro, adesso si sta alzando vento, non ti dico che puzza, che gira, almeno mettiamolo proprio in un angolo, così tutti i camper si parcheggiano lontani dallo scarico, capito? Poi è stato messo proprio al centro, e soprattutto l'unica cosa grave, diciamo, di quest'area camper è il fatto che hanno messo le colonnine sullo scarico non ha senso, no, cioè proprio non ha completamente senso le colonnine da corrente sul scarico, e praticamente obblighi chi ha bisogno della corrente di stare attaccato a dove scaricano la cacca, cioè, no, non si fa queste robe. Tutto molto bello, c'è anche il sentiero da fare e tutto, ma oggi ci sono 40 passagradi. Vedi, prego a casa GoPro, sono venuto qua col telefonino. Andrebbe anche bene il parcheggio del cimitero, ma è un po' più lontano, hai capito, dai sentieri. Ecco, bello, le cosette, no, forse è più bello qua. Anche a vista del Pivan Life, là però hai la corrente. Ciao, valutati, vediti, valutati, nessun che dice, niente. Spesa fatta, occhio che sono estremamente cari come prezzi alimentari giù, non ci si arriva assolutamente a piedi, perlomeno nel periodo estivo, e né tantomeno in bicicletta. In e-bike va bene, se no prendi il camper o il tuo van life e vai a fare la spesa. Io van life, che caldo, però meglio di così non si può stare, perché ti spiego, c'è il clima che va, ci sono gli oscuranti davanti, c'è il tendalino e l'altra parte in ombra, dentro se sta da Dio. Ma guarda te... Sì, per carità, non è che sono in emergenza qui lavori, non c'è fretta, però è un peccato perché potevano essere 2 giorni di lavoro proprio perfetti, in completa solitudine col climatizzatore, cioè ci avrei dato dentro a merda, ma internet non va, e quindi vedi. È la van life anche questa, cioè nel senso che può sembrarti un dettaglio, in realtà un dettaglio non è una cosa essenziale. Cioè, io ormai decido di stare qua appunto perché ti ho detto non ho problemi col lavoro, non sono sommerso e quindi ci sta, siamo a agosto, sono tutti in ferie, però se non fosse stato così, niente, il posto bello, tutto quello che vuoi, ma io avrei dovuto prendere e andare via. Diverso è se magari dici ok, mi faccio 2 giorni di riposo, mi faccio il fine settimana, ma la settimana lavorativa, il periodo lavorativo, non in tutte le situazioni è possibile, perché gente come me ha bisogno necessariamente della connessione a internet. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town?
I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me.